Governatore Federica, 2 giorni di visita nella regione Visocina in Repubblica Ceca, degli accordi in vista, un protocollo a cui si dà effettivamente operatività, su quali basi? Vogliamo riattivare quello che era stato dimenticato ormai da 12 anni, ovvero un rapporto bilaterale con la regione della Repubblica Ceca, così da favorire gli interscambi sia commerciali ovviamente che di investimento, ma anche di carattere culturale, sociale, sulla sanità per esempio. Penso che sia una cosa utile anche per accreditare la nostra regione in alcuni paesi europei, e questa sarà una strategia che proseguiremo, soprattutto guardando con particolare attenzione il centro e l'est Europa, perché vorremmo diventare interlocutori e facilitatori per investimenti reciproci sia da parte dei nostri imprenditori che dei loro imprenditori. Il Friuli Venezia Giulia ha nel suo DNA il punto di riferimento nella Mitteleuropa. Questo noi dobbiamo sfruttarlo, dobbiamo rendere il Friuli Venezia Giulia un brand attrattivo, così da poter far conoscere il nostro territorio e, per esempio, perché no, favorire ancora di più tutta la partecipazione turistica che vede la nostra regione particolarmente appetibile per tutta quest'area geografica d'Europa. Si è parlato anche di possibili collaborazioni e di interscambi fra studenti, quindi Erasmus, ma anche a livello sportivo ci sono delle strutture che potrebbero essere coinvolte a livello conoscitivo rispetto ai prossimi appuntamenti che abbiamo in regione. Sì, vorremmo sfruttare le migliori esperienze reciproche per costruire un percorso nel quale si possano valorizzare reciprocamente nei diversi territori. Penso per esempio al biathlon, con una struttura molto all'avanguardia presente proprio in questa regione, che viene utilizzata tutto l'anno e quindi particolarmente interessante per investimenti che noi vogliamo fare soprattutto nel comparto del turismo e legati ovviamente allo sport e alla montagna. Dall'altra parte anche l'interscambio culturale di formazione può essere particolarmente utile, perché vorrei in prospettiva che la regione fosse soltanto un facilitatore. Dopo ovviamente sono i privati, sono i cittadini, sono le imprese che devono muoversi e portare opportunità sul nostro territorio e sul loro territorio, però noi vorremmo fare da facilitatore perché si crei già quel clima di fiducia e di conoscenza necessario senza ogni volta dover andare con iniziative magari virtuose ma singole. Noi invece vorremmo creare un qualcosa che possa durare nel tempo e possa fare del protocollo del 2006 una rinnovata opportunità per lo sviluppo della nostra regione. Nell'incontro diretto che ha avuto con il governatore Behounek vi si è creata subito una comunità di intenti anche, avete discusso anche di costruzione di una regione, di una politica gestionale che avete condiviso. Sì, penso che oltretutto nel futuro dell'Europa l'importanza delle regioni dovrà essere sempre più crescente, e su questo dobbiamo lavorare creando anche queste alleanze interregionali con altre aree europee per far sì che anche le istanze del Friuli Venezia Giulia non siano isolate ma siano condivise anche da altri paesi, da regioni di altri paesi, reciprocamente ovviamente così farà il Friuli Venezia Giulia, per avere anche una forza politica contrattuale verso l'Europa affinché investimenti e risposte vengano dati ai nostri territori. Dell'acqua per lavorare il cuoio per produrre pescato. Posso mi budowali Nivici?